Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stamattina potremmo intitolare il nostro spazio La rivincita della Brexit. Eh sì, perché bisogna fare uno sforzo di memoria. Voi vi ricordate il commento medio del Solone Medio quando il libero popolo britannico scelse di salutare liberamente l'Unione Europea? Annunciarono tutti, quasi tutti, a reti e giornali quasi unificati, l'apocalisse. Si diceva ci sarà un esodo di grandi gruppi finanziari e economici dalla City di Londra, cosa assolutamente non successa. La City di Londra è ancora lì e gioca ancora un ruolo di primissimo piano negli equilibri della finanza mondiale. Qualcuno disse addirittura non ci saranno più i medicinali nel Regno Unito e il cibo sui supermercati, cioè dovremmo aiutarli come una sorta di paese del terzo mondo. Ora sembra che stiamo cazzeggiando, ma su giornali serissimi, commentatori serissimi illustrarono castronerie del genere. Ebbene, dopo qualche anno cosa succede nell'era dei dazi di Trump? Che se ne pensi dei dazi? Sospendiamo un attimo il giudizio. Succede che da famigerata tabella mostrata dal presidente americano, il Regno Unito si vede affibbiato un dazio del 10%, cioè nettamente inferiore a quello che Trump riserva all'Unione Europea, la metà di quello che Trump riserva all'Unione Europea. Non solo si vede affibbiato un dazio nettamente minore, ma ha davanti a sé anche molti più margini di manovra, di trattativa, di interlocuzione con l'alleato, perché nel Regno Unito non hanno ancora perso del tutto il controllo, lo reputano ancora un alleato americano. E questo cosa vuol dire? Forse che non solo uscire dall'Unione Europea non implicava la morte civile fisica per strada perché non c'erano più i medicinali, ma forse aveva anche delle positività, soprattutto ovviamente per una cultura, una nazione come il Regno Unito che ha tra le altre cose una sua moneta, la sterlina. Eh sì, perché è bien difficile non mettere in relazione il trattamento nettamente migliore riservato al Regno Unito col fatto che il Regno Unito, per esempio, non essendo imprigionato dalla gabbia burocratica e eurocratica, non ha si è liberato da tutte quelle tariffe indirette, quei dazi che ci automettiamo, sostiene anche un eurocratico con la E maiuscola come Draghi, cioè tutta quell'impalcatura di regole, codicilli, impedimenti al libero mercato che sono l'essenza poi del Soviet europeo e che visti da un occhio americano sono follie rispetto al libero commercio. Tutto questo ovviamente il Regno Unito non ce l'ha e probabilmente è il motivo per cui stava meglio già prima e nella era dei dazi ha molti più margini di manovra e poi ce li ha perché essendo fuori dall'Eurosoviet, è fuori anche dal grande stratagemma dell'Eurosoviet medesimo visto questa volta da Berlino. E sì, perché l'Unione Europea, questo grande conglomerato economico con un'unica moneta, in questi anni, ce lo dicono gli americani, non lo stiamo dicendo qui a Radio Libertà tra di noi, è servita soprattutto a mascherare e sostenere il mega surplus commerciale della Germania, che non avendo più il marco era, come dire, riusciva dietro la coltre della moneta unica a portare avanti la propria politica aggressiva da un punto di vista commerciale. Il Regno Unito non è uscito da questa impostura e quindi i dazi sono al 10%, i margini di trattativa sono nettamente maggiori e lo dimostra la reazione di Starmer, che è un premier laburista, no? Cioè dovrebbe lui, per esempio, su moltissime posizioni sociali, ma anche ahimè sull'agenda woke, a volte è lontanissimo da Donald Trump, ma è un leader occidentale compos sui fuori dall'Eurogabbia. E quindi cosa ha fatto filtrare in questi giorni? Beh, molto semplice. La prima risposta del Regno Unito non può essere quella di lanciarsi in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, cioè il contrario di Madame Ursula von der Leyen, ma la prima risposta del Regno Unito sarà una trattativa guidata dall'interesse nazionale. Una trattativa guidata dall'interesse nazionale. Se il Regno Unito la può fare senza lacci e lacciuoli e dichiarandolo, è anche perché, forse è soprattutto perché, è fuori
dall'Eurosoviet, la rivincita della Brexit. Ma rimanete con noi perché tra poco c'è la nostra intervista settimanale. Vi aspetto.